Non si ferma la protesta dei lavoratori associati a Veneto Imprese Unite. Stamattina all'ora di punta l'occupazione simbolica della rotatoria Ponte nelle Alpi, snodo cruciale della 51 di Alemagna. Cerchiamo il sostegno della popolazione per chi ci vede chiusi, però non, come si può dire, ancora ci snobba, nel senso che dietro alle nostre attività comunque ci sono famiglie, ci sono conti da pagare, ci sono problematiche. Aiuti non se ne sono visti, le parole non bastano più. Per questi lavoratori servono i fatti, ristori e sostegno alle attività che rischiano di chiudere. Il lockdown, un duro colpo che stavolta rischia conseguenze drammatiche. Tanti chiuderanno, chi sopravviverà e avrà voglia di lottare, noi siamo qua. Cerchiamo di raccogliere ancora numero per far squadra. In mezzo alla rotatoria è stata sistemata una bara, un simbolo psicologicamente impattante. Questa qui è la nostra mascotte, ma penso che rappresenti un po', diciamo, tutte le partite IVA, infatti l'abbiamo chiamato Ivo, che ormai è in queste condizioni qua, come ormai lo stiamo diventando tutti. La speranza di poter vedere riconosciuto il diritto al lavoro che a molti in questo lungo anno è stato negato. Si può stare in fabbrica distanziati e perché non al bar per lo stesso motivo, devono fidarsi. A stringere le cose è ovvio che poi le persone si ribellano e non trovano motivi per seguire le indicazioni.